Laurendi. Avanti di 2 Corigliano, 8-10. Di nuovo in diretta, abbiamo avuto un problema, ora ci risiamo. Maramo riceve, Laurendi di nuovo attacca invasione. Invasione penso di Laurendi quando va ad alzare. Piedino 8-11. Martilotti ancora. questa volta si ferma sul nastro. Martilotti è uno di quelli che sbaglia spesso il servizio. 9-11. Non è 10-11? Mi sono perso? No. Peppe Orlando per la Jolly. Pallone recuperato proprio da Peppe Orlando. Bagher dietro verso Sicuro che schiaccia bene. Pallone preso. Schiaccia. Muro a 1 Proto. di Fabio Remo che ferma Proto. 10° punto per la Jolly. Accorcia le distanze. La squadra in 5 frondese. Ancora Peppe Orlando. Russo tenta la palla lunga, ma è lunga. Allunga la palla un po' troppo. E giochiamo a rugby. 11 pari. Di nuovo parità tra le due squadre. Ancora Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Lunga rincorsa di Peppe. Per non calpestare la linea. Sempre sul Russo. Russo di nuovo. Tocco del muro ma non ce la fa Laurendi in tentativo di recupero. Pallone ricevuto, Laurendi schiaccia. Mani Remo. out di Fabio Remo. Di nuovo parità. Esce ovviamente puntoriere ed entra il libero di difesa Santa Croce. Su 12 pari, Sicuro al servizio, spin per lui. Molto forte, ancora deve perfezionare la mira. Il colpo c'è, però manca la mira. La palla pure. Cambio, si chiude il cambio della Jolly. E il campo che è corto. Rientra Spanò al posto di Laurendi e rientra anche Pugliatti al posto di Sicuro. Quindi palleggiatore in posto 1 e torna al posto Russo al salto. Spanò. Buona la sua. Varamo non trattiene. 12-14. Altro break del Corigliano. Servizio su Barreca. Pugliatti Remo. indietro per Remo. Preso Attenzione. da Libravena. C'è un'invasione di Proto. Sì. E quindi accorcia le distanze la Jolly. 13-14. Remo al servizio, pallone teso su Russo. Barreca ci mette le mani e mette a segno il 14° punto che permette il pareggio. Pallone raccolto da Remo.
Remo alla sua spinta, messa a segno, tocca il nastro, tocca anche Russo, ma Russo manda il pallone via e passa in vantaggio la Jolly 5 Frondi. Ancora Remo, sempre spin per lui, stavolta si ferma sulla rete. Foti al servizio. Remo riceve, Pugliatti all'indietro. Raul Spanò. Spanò tocca il muro avversario. Non fa bene perché non era un pallone altissimo per lui e schiaccia sulle mani avversarie. (16-15). Barreca al servizio per la Jolly. Riceve Russo, schiaccia Proto, out. Ancora un'altra schiacciata out di Proto. Avanti di 2 la Jolly al terzo set, ultima giornata di campionato. Barreca su Avena. Pallone rimandato di linebacker Remo, poi Pugliatti. Pallone dall'altra parte. Non finisce era anche fuori. Né per Peppe Orlando né per Giacomo Varamo. E nemmeno per gli avversari. Infatti è finita direttamente out. 17-16. Pallone teso, la tiene in gioco Pugliatti. Pallonetto. E pallone recuperato. Pugliatti, la Smith Questa volta è di Varamo, ma non ci arriva Russo. No, il numero 10 Dima. Il colpo sul muro era forte, però il pallone non era molto veloce, ci poteva arrivare Dima. Pensava che toccasse rete. Spanò al servizio. Russo, Dima, muro di Pugliatti. Stavo guardando la faccia che ha fatto Remo sul muro di Pugliatti, si mette delle mani tra i capelli Remo. Non ci crede che ha murato Pugliatti. 19-16. Divertente questo siparietto con Remo. Time out che era stato chiesto dal coach Bosco del Corigliano. Squadre nuovamente in campo dopo questo time out. Spano al servizio. Su Avena. All'indietro. Proto. Ed esulta pure Remo. Difesa di Remo che finisce nella zona del campo avversario. Il Corigliano era in avanti, ormai quasi certo che il proprio opposto avrebbe fatto punto. Remo sta diventando un personaggio comico. Dopo aver difeso questo pallone si è messo ad esultare da terra. 20-16. Si scalda il palazzetto più di prima. Questo set più lottato degli altri due.
mentre si asciuga il campo del Corigliano. Adesso tutto pronto, si può riprendere. 20-16, ancora Spanò al servizio per la Jolly, pallone che stavolta si ferma sul nastro ed è 20-17 il punteggio. Out, out. questa palla di Dima. Sì. Ventunesimo punto Jolly. Cinquefrondi che adesso è al servizio con Varamo. Su Russo. E il Russo si propone Muro, ma c'è copertura del libero Avena. Remo, tocco del giovane Granata. (22-17) il punteggio. Ancora Varamo, pallone flottante, Sempre su Russo che con riceve difficoltà. male. Russo attacca, Tocco del muro, si tuffa Raul Spanori, manda dalla parte opposta. Granata, tocco del muro, ci mette una mano lo scugnizzo di Siderno Santa Croce. La palla schizza via. Quindi 18 i punti del Corigliano, 22 quelli del Cinquefrondi. Martilotti al servizio, pallone su Puntorieri. Pugliatti al centro per Orlando, fa uso delle mani avversarie con questo primo tempo. Mani out. 23-18, cambio nella Jolly. Entra in campo Beppe Fazzari ed esce Anselmo Barreca. Cambio di centrali per mister Tomasello. Dima. Out, Out. la schiacciata Sì. di Granata. E manda al match point la Jolly. Con Peppe Orlando al servizio. Teso il servizio di Orlando, molto buono. Attacca come può, Russo non ce la fa a mandare il pallone nell'altro campo e si ferma sul nastro il suo attacco. 25-18 terzo set, quindi ricapitolando 25-16 il primo set, 25-15 il secondo, 25-18 il terzo set. Finisce qua la partita, l'ultima di campionato, 3-0 per il Cinquefrondi. E adesso testa ai playoff. Ci sentiamo in campo per le interviste. Siamo? Prova? Ok, siamo qui con Fabio Remo. Fabio, una jolly perfetta per chiudere bene il campionato, adesso solamente testa ai playoff. Sì, è da qualche settimana che già stiamo lavorando per arrivare bene alle ultime partite, perché è difficile aver tenuto già tutto il campionato un certo tipo di gioco e adesso dobbiamo solo migliorare per andare avanti e fare
il meglio possibile ai playoff. Ascolta, hai fatto lo show negli ultimi punti di questo terzo set. Abbiamo visto un muro 1 di Pugliazzi e ti sei messo le mani tra i capelli, incredulo, e poi hai fatto una difesa che hai fatto pure punto e hai insultato da terra. Dimmi. Le mani ai capelli perché ormai con Marco lo prendiamo in giro perché in allenamento non riesce a fare un muro nemmeno per sbaglio, quindi quando capita dobbiamo insultare. Dobbiamo insultare in tutti i modi. E adesso la difesa è terra, la posizione c'era, la fortuna anche. Bene, grazie Fabio. Ora intervistiamo il mister Tomasello che è qua. Aspettiamo che devono fare la foto. Aspettiamo la foto dei ragazzi, così possiamo intervistare poi il mister Tomasello per avere una sua impressione su questa partita e soprattutto dirci come si preparerà la Jolly per i playoff. Perfetto. Siamo mister, una Jolly perfetta in questa partita, chiude bene questo campionato per 3-0, i ragazzi sono stati bravi sotto ogni reparto e adesso testa ai playoff come dicevo a Fabio. No, sono molto contento perché non era una partita facile, loro sono una buona squadra, soltanto che come noi giovani, no? Se non hanno il piglio giusto poi dopo non riescono a prendere confidenza. Io sono contento della mia di squadra, hanno fatto un gran lavoro in questa settimana, sacrificando anche qualche giorno di vacanza in più, e significa che c'è l'atteggiamento giusto per poter fare bene. Inizia questo ciclo di playoff, abbiamo Diamante lì in casa da loro e cercheremo subito di fare il risultato. Dopo aver conquistato la Coppa Calabria, di sicuro la Jolly vuole ottenere questi playoff, vuole vincerli tutti. Ma noi siamo avari, come si suol dire, nel senso cerchiamo sempre di pensare al futuro piuttosto che al passato. Il passato è stato bello, abbiamo fatto una cosa veramente spettacolare, non abbiamo perso neanche una partita in Coppa, arrivando in finale, battendo Belvedere, forse un po' acciaccato, ma noi abbiamo fatto una gran gara. E credo che riprendere così, come abbiamo fatto stasera, è la migliore risposta di un gruppo che sta lavorando sodo da settembre. Bene, mai sottovalutare gli avversari, giusto così, quindi si prepara al meglio la Jolly. Ma io penso che non è questione di sottovalutare gli avversari o meno, è questione di rendersi conto con la consapevolezza del fatto che noi abbiamo una buona squadra, ma che per fare bene in tutti i fondamentali dobbiamo giocare come stasera, quindi al 100%. Bene, grazie mister. Renato, tu intanto dici l'MVP della partita, lo so, forse ti prendo impreparato. Vi ringrazio per dovevi chiederlo di Pinuccio. al mister. Alla prossima. Bene, ci salutiamo. Prossima partita sarà la partita di playoff. Tu sai la data? Non sappiamo la data quando inizieranno i playoff, non lo sappiamo ancora. Benissimo, da Palazzetto Pallabonini di Cincapronti è tutto, arrivederci alla prossima.